Operazione Overtime. La Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso la terza fase dell'indagine finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 579 operai specializzati di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata assunti irregolarmente, ai quali tra il 2014 e il 2018 parte delle retribuzioni erano state camuffate in busta paga sotto la voce di indennità di trasferta Italia non imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura di 15 euro giornalieri per circa 200 euro mensili. Complessivamente i compensi sottratti a tassazione IRPEF sono stati quantificati in 873.000 euro, con conseguenti ritenute non operate e non versate nelle casse dello Stato per 235.000 euro. I lavoratori irregolari risultavano assunti da una SRL con sede legale in Croazia, ma stabile organizzazione in provincia di Gorizia, amministrata da un soggetto di nazionalità croata che si occupava di lavori di carpenteria pesante e di edilizia in subappalto. Svolto poi presso varie aziende che erano ubicate nelle province di Gorizia, di Pordenone, di Udine, di Treviso, di Venezia, di Firenze. Le Fiamme Gialle hanno appurato che alcuni operai erano stati impiegati in cantieri di Caorle e San Stino di Livenza nel Veneziano, nel Moglianese invece per la provincia di Treviso. L'esame dei contratti di subappalto stipulati dall'azienda e delle dichiarazioni rese dagli operai durante gli accessi eseguiti dalle Fiamme Gialle e dagli ispettori INPS, insieme all'analisi della documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini, hanno consentito di scoprire che i lavoratori non si spostavano mai dalle abituali sedi di lavoro e che dunque nessuna indennità di trasferta doveva essere loro riconosciuta. Da qui la Guardia di Finanza è arrivata a scoprire l'evasione fiscale e contributiva. Gli strumenti, se utilizzati correttamente, se utilizzati così come sono disciplinati dalla legge, non comportano problemi. È logico che l'uso distorto naturalmente porta a dei fenomeni di evasione, come è stato scoperto